Allora, chi abbiamo in questo momento? Una scrittrice cosa, Dani? Che mi dici? Io non riesco a capirti perché mi stai confondendo. Ti confonde la mia presenza, Tony? Sì, ma non capisco che cosa mi dici. Però ora abbiamo in diretta Sabatina Napolitano. Buonasera Sabatina. Buonasera, ciao. Ciao Sabatina, buonasera. Ciao. Buonasera. Allora, Dani, sai perché abbiamo ospite una scrittrice? Perché noi trattiamo sempre di cultura. E perché una scrittrice avrà scritto un libro. Ma guarda un po'. Sabatina, perché... allora. Ciao Sabatina, ciao. Non ci fare caso, queste sono le puntate estive che insomma hanno sono un po' più frizzanti, vabbè. No, vabbè, vi volevo ringraziare per l'invito. Certo, ma Grazie. poi possiamo essere così scherzosi, gioiosi, anche perché Sabatina ha origini partenopee, quindi a Napoli c'è l'allegria, cioè come in Spagna, mi sembra una città spagnola Napoli, anche perché ha subito insomma il dominio negli anni storici spagnolo, ma ha ripreso caratterialmente quello che sono poi gli iberici, perché sono allegri, soprattutto in Andalusia, Dani, perché sono particolarmente allegri. Hai studiato, Tony? Sì, ho studiato. Allora, ho studiato anche perché Sabatina ci propone questa sera il suo libro Origami. Origami è un bellissimo romanzo. Come mai, Sabatina, ti è venuta l'ispirazione di scrivere un romanzo anche con personaggi un po' particolari? Sì, Tony, grazie di questa introduzione. In definitiva, Origami è un romanzo utopico, quindi proprio come tutti i romanzi utopici si pone la problematica, discute intorno al possibile, all'impossibile, così come al lecito e all'illecito. Tutti i personaggi vengono quindi confluiti in questi desideri di questa città che potremmo definire utopica, irraggiungibile, però proprio come la letteratura viene ad essere una realtà controfattuale. Quindi tutto quello che si poteva verificare nella realtà nostra, nella nostra dimensione, è traslato in origami. Quindi questa è la funzione del romanzo che ho voluto scrivere, del primo romanzo. Ecco, questo è il tuo primo romanzo, infatti. Bello, ma mi è piaciuto molto quando ho letto che perché insomma l'hai chiamato Origami, il motivo insomma di questo titolo, ovvero cioè che la vita di ciascuno di noi può assumere come un foglio di carta, no? Mille forme, mille possibilità di trasformarsi, mille anche più. Sì, è un romanzo straniante, quindi anche tutti gli elementi sono delle pieghe della realtà, perché la realtà noi la leggiamo in modo obliquo. Se la realtà la dovessimo replicare non servirebbe a nulla, quindi noi siamo tutti d'accordo sul fatto che effettivamente questo romanzo dispiega le pieghe di tutti i nostri temperamenti, dei nostri caratteri, delle nostre psicologie, quindi resta un foglio di carta aperto in una visione laica che si presuppone comunque di essere un monito a ritrovare un certo tipo di letteratura che è anche una letteratura con una scrittura tecnica sperimentale in un verso, nel verso magari della scrittura più del flusso libero, e si pone ad essere anche un romanzo che si collega alla tradizione, quindi è un romanzo che ha una visione aperta, laica. Ecco, Sabatina, io ho una curiosità. Olga da bambina ha il desiderio di diventare una bibliotecaria e giornalista. Lo diventerà, direttrice anche di una grande biblioteca e anche di un giornale, no? Sposerà un uomo che
è un editore e giornalista, quindi si conclude un po' quello che era il suo sogno, a proposito di sogni scritti sugli origami. Perché poi entra in scena un altro personaggio? Che cosa succede? Perché ha avuto la necessità di far entrare nella sua vita Emilio? Sì, perché diciamo che le domande non erano preparate assolutamente, però ecco, la letteratura è vicina al vero, quindi sebbene Itac è un'ambientazione con un mondo utopico, il vero sta nel desiderio della presenza. Quindi in tal senso i desideri di Olga verso Gustavo erano proprio quelli di farlo diventare vero e di diventare lei stessa vera, quindi di stare nel mondo sociale, reale, di contare. Quindi lei utilizzava questo strumento che era il giornalismo, che era l'editoria, anche per avere a che fare col pubblico e per comunicare quello che lei intendeva importante. Per questo non è un romanzo di cronaca, quindi Origami non tratta di cronaca come si potrebbe immaginare, perché oggi ne escono tantissimi di romanzi di cronaca. Pur non essendo un romanzo di cronaca, comunque resta un romanzo che parla di noi, parla anche dell'amore. E l'amore sì, è appunto il desiderio della presenza, piuttosto che il desiderio della provocazione. Se le coppie si fondassero sul desiderio della provocazione, non esisterebbe proprio l'amore come sorgente di ispirazione di tutte le arti. Credo che l'amore sia più vicino al possibile, al vero, al farsi corpo. E quindi in tal senso Emilio è quella presenza che dà tutte queste voglie alla protagonista e la incentiva a diventare vera anche lei, vera corpo. Ecco, Sabatina, allora questo è il tuo primo romanzo. Allora, due domande. La prima è, insomma, quando hai capito che volevi essere una scrittrice e quindi da quanto tempo hai iniziato a lavorare su questo romanzo, e poi in effetti perché Origami? Ora, al di là della spiegazione di quello che ci siamo detti, no? La rappresentazione del foglio eccetera, ma la prima cosa che ho pensato è, magari non so se da piccola eri appassionata di questa arte, oppure è stato proprio, non so, un'ispirazione perché è così che vedi la vita e l'hai sempre vista. Allora, sì, grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, per me il romanzo è stata un'esigenza seria, veramente viscerale, che era quella di fuggire l'opportunismo utilitaristico. A un certo punto io ho scritto poesie, poi mi sono trovata davanti all'opportunismo utilitaristico dappertutto, non si parla solo di capitalismo, mi sono trovata davanti veramente una montagna che sembrava non potersi scalare. Quindi mi sono trovata con questi strumenti, che sono gli strumenti della letteratura che ha ognuno, e ho pubblicato un romanzo, proprio appunto per vincere questo opportunismo utilitaristico, per dare anche un segno tangibile di libertà della persona. E al di là quindi del citazionismo forzato, l'ibrido, ora va di moda oltre alla cronaca questo ibrido saggistica romanzo, che non si è capito veramente qual è la radice. Detto fra di noi, io non capisco che senso ha il citazionismo in un romanzo. Allora, il senso di Origami non è il citazionismo. Origami aveva e ha il senso di inserirsi nella letteratura delle biblioteche. Quindi io ho creato questo romanzo utopico proprio per dare un segno, un gesto di voglia di potercela fare. E in questo senso poi, per quanto riguarda la seconda domanda, io avevo già pensato di scrivere un romanzo dal titolo Origami, perché da bambina avevo il desiderio di scrivere il mio primo romanzo su una bibliotecaria che lavorava in una grossa biblioteca. Poi ho visto che poteva essere uno strumento anche di complessità
all'interno del panorama critico, quindi mi sono detta che valeva la pena offrire una prova del genere. Ecco, proprio appunto perché Olga voleva meritare il bene e l'affetto di Gustavo ed essere premiata in tal senso. Però chiaramente, essendo Origami un romanzo utopico, il desiderio del premio viene secondario a quello che è il tessuto intellettuale che c'è dietro al romanzo. Alla fine il romanzo quindi si avvicina al fantastico, in dei tratti al romanzo che ha delle radici magiche, quindi se vogliamo Allend o tanti altri che hanno fatto del realismo magico. E il senso proprio di questo titolo trovava ragioni in queste radici. Poi coi mesi, perché già siamo a 6 mesi, in questi giorni mi ho contattato un amico che mi ha detto che per un romanzo è già vecchio essere uscito dopo 6 mesi sono già tanti mesi per un romanzo, quindi io sono rimasta un po' interdetta. Però ecco, il romanzo continua ad essere questo filo narrativo verso un obiettivo. L'obiettivo era appunto quello di contare, ma in maniera laica, aperta, senza dar conto a quell'opportunismo utilitaristico che ancora timbra quelle che sono le dinamiche intellettuali e non le estrapola da una logica di percorso prestabilito. Nel momento in cui questa logica di percorso prestabilito verrà a sfaldarsi, probabilmente avremo qualcosa di buono per ognuno. È chiaro che questo primo romanzo non è fatto da parte mia per guadagnare soldi, perché si vede che non è un romanzo uscito per una major, significa per un grande editore, quindi parliamo di Mondadori, Feltrinelli e Einaudi. È un romanzo che si poneva un obiettivo sociale, politico, che si pone anche quell'obiettivo, quindi continua in tal senso. Ecco, Sabatina, a proposito di sociale, tu attraverso alcuni personaggi tocchi proprio delle tematiche sociali. Per esempio Sudeva e Mugambi sono ragazzi cresciuti in un orfanotrofio, Nina è un'impiegata scampata al tumore per amore di Olga. Ecco, hai volutamente toccare queste tematiche della nostra società che viviamo ogni giorno, una malattia oncologica, anche ecco, la cura di ragazzi che provengono qui in questo caso da un orfanotrofio, ma anche magari immigrati, quindi Sì. credo che l'hai voluto te toccare queste tematiche anche per farle sì. emergere nella società dei giorni nostri. Sì, perché io poi ho recensito anche in questi giorni, manco a farlo apposta, il libro di Luca Ciarocca. Praticamente lui parla dell'atomico, quindi della minaccia della bomba atomica nel mondo, e poi ti spiega fisicamente dove si trovano le bombe atomiche anche in Italia. Allora, la preoccupazione dell'atomico, così come la preoccupazione dei poteri, di quello che gira intorno alla marcia, alle armi, è preoccupante. Quindi io credo emergente in questo momento storico fare leva sulle preoccupazioni vere, serie della letteratura e dell'umanità, quali veramente la fame in Africa, quali l'abbandono dei bambini, che sono proprio il perno della famiglia, quali i temi sociali, i temi politici che vanno avanti, che sono sempre andati avanti nel percorso civile e storico di uno scrittore. Allora, chiaramente noi ci troviamo di fronte a uno scetticismo senza fine, un nichilismo senza fine, dove si mettono citazioni al posto di idee, quindi il citazionismo al posto dell'attivismo, e si scambia il citazionismo per attivismo, quindi si è venuto a perdere proprio tutto. Ma questo è un teatro della guerra. Quindi il teatro della guerra prevede anche che non ci sia autocoscienza, perché questo è. Però la letteratura, quando ci sono state le guerre, è sempre stata una letteratura obliqua,
che in dei tratti ha parlato della condizione dell'uomo. Io spero che vivamente accadrà qualcosa per cui un senso di autocoscienza collettivo verrà risollevato per una riflessione veramente più seria. Allora, Sabatina, grazie di questa esposizione della tua opera letteraria. Io sono andato a curiosare anche un po' su Amazon e ho visto che è in vendita su Amazon e addirittura si può ricevere in un giorno e mezzo, quindi una consegna velocissima. Quali sono gli altri canali di vendita? Guarda, Tony, il libro dopo 6 mesi posso dire con certezza che si trova un po' dappertutto. Io desiderio di andare a presentare anche presso delle librerie fisiche, non tanto per portarmi le copie quanto è necessario, perché fa parte comunque del concetto di presentazione, anche di rispetto verso la libreria e verso l'editore. Però più che altro per parlare proprio dal vivo, di persona, del romanzo. Il romanzo si può acquistare ovunque, ma io avrei molto piacere a fare delle presentazioni, ad essere invitata alle presentazioni per parlare di persone e per farmi conoscere, perché molti sanno di me per sentito dire negli anni, che sono stata veramente sempre dietro le quinte. Ora sento questa spinta che è il momento a parlare e a prendere parola. Bene, allora Sabatina, vuoi salutare o ringraziare qualcuno? Sì, io ringrazio i miei amici calabresi, ringrazio chi mi sta seguendo. È un momento di crisi dove metto anche degli sfoghi in internet, ma fa parte comunque dell'essere autentico dello scrittore. Io ho fatto una scelta di autenticità, quindi mi faccio conoscere per come sono. Non ho fatto una scelta tecnica di ancoraggi o di stranezze, no. E credo che questa sarà la linea anche per il futuro, mio malgrado. Quindi chi mi conosce sa che desidero veramente che avvenga il bene per ciascuno e saluto tutti. Bene, Sabatina. Soprattutto voi che mi avete dato l'opportunità, ecco, di riprendere il filo del discorso col romanzo, che magari sarebbe rimasto per diversi giorni dietro le quinte e quindi in parcheggio. No, bene, Sabatina, ci ha fatto molto piacere. Allora, salutando i nostri ascoltatori, quindi se hai una prossima presentazione alla quale li vuoi invitare, oppure vuoi lasciare intanto i tuoi riferimenti dei canali social per poterti, insomma, contattare. Allora sì, stiamo cercando di organizzare delle presentazioni e ne sono molto felice, però non sappiamo ancora la data, quindi non posso annunciarle, però nel caso potete seguire i social, dove io pedissequamente metto gli aggiornamenti di quello che facciamo, più che altro perché sono convinta che la letteratura sia strumento sociale, sono convinta che intorno a me ci possa essere un'onda di rifrazione benefica che porta del bene, perché tutti dovrebbero beneficiare di un bene e non un bene dovrebbe essere a discapito di un altro. Questa è l'utopia che fa parte anche dell'utopia socialista di Origami, però questo è l'invito: seguitemi sui social, ho anche un blog e lì potrete vedere i miei spostamenti. Benissimo, grazie Sabatina. Grazie Sabatina, allora grazie a presto. mille. A Ciao, presto. sì, Ciao, a presto. Ciao, buona serata. Ciao. Buona serata.